Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi è venerdì 1° maggio, ma anche se è la festa dei lavoratori, oggi festeggia chi lavora, visto come ci ha ridotto il nostro Stato. Comunque, ben ritrovati a tutti, è sempre un piacere a passare un po' di tempo in vostra compagnia. Anche questa sera metto a disposizione mezz'ora del mio tempo per rispondervi con le mie sibille a una domanda gratuita, dunque fatevi avanti, non mangio nessuno, sono vegetariana. Allora, battuta a parte, 347 8702 622 per chiamarmi in diretta o per i consulti, nel caso in cui vogliate una sessione di 1 ora dedicata tutta per voi, dal costo di 20 €. Dunque, se vi fa piacere potete anche contattarmi privatamente. Altrimenti appunto fino alle 21 risponderò per voi. Allora saluto intanto Fiorella, Perla e Marietto, Giovanna. Ciao a tutti e bentrovati, mi fa tanto piacere. Allora, dicevo appunto, potete scrivermi nella chat in diretta la vostra domanda oppure in alternativa telefonarmi al 347 8702 622. Ovviamente do priorità alle chiamate al telefono, ma siccome sono rarissime andiamo per ordine, in base appunto all'ordine di arrivo della domanda che trovo in chat. Mentre aspetto che arrivi qualche domanda, vi ricordo gli appuntamenti settimanali. Il lunedì, questo già si sa, abbiamo il gruppo su Telegram, i Magici Arcieri Bertoldini, tra le 20:30 e le 21:30 siamo riuniti per appunto dare qualche insegnamento di natura esoterica. Il martedì c'è la diretta sempre qui su questo canale, alle 20:30 fino alle 21 e mercoledì siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano, sempre tra le 20:30 e le 21, giovedì riposo, venerdì siamo di nuovo in diretta qui come questa sera e il sabato siamo sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle 4 del pomeriggio. Dunque, questi sono gli appuntamenti per le dirette. Ricordo però che tutte le sere tra le 21 e le 21:05 si fa quell'esercizio che stiamo portando avanti insieme a un gruppo di maghi in erba per alimentare queste egregore di catena, vale a dire questa forma pensiero fortissima a cui stiamo dando letteralmente vita in difesa dell'Italia, dunque di catena perché siamo tanti a collaborare in questa direzione con un intento unito. Dunque, eccoci qua, questo è quanto, dunque tutte le sere tra le 21 e le 21:05. Ma bando alle ciance, che vedo arrivare delle domande, dunque cominciamo a far contenti i nostri amici, che intanto saluto ancora, si è aggiunta Sabrina, Tiziana, Ilaria, Giuseppina, Eloeli, ciao, Maria Grazia, Giovanna, che ho già salutato prima, ma c'è la domanda, e Antonio. Bene, bene, carissimi. Allora, cominciamo con la prima domanda, Sabrina Colonna. Buonasera, la mia famiglia riceverà i soldi tramite i buoni e i libretti del nonno Campanella? Sabrina, 24 maggio 2000. Vediamo, vediamo, spero di darti delle buone notizie. 24 maggio 2000, vediamo se il nonno vi fa trovare, se riceverete, insomma, se la tua famiglia riceverà questi soldi. Ok. Beh, il taglio è buono, è stato esposto un po', così facciamo un po' di spazio e non siamo proprio accollati. Allora, da quello che vedo io oserei dire di sì, che ci sono delle buone possibilità. Non saprei dirti in che tempistiche, perché con le sibille non è facile inquadrare tempistiche, però effettivamente
non so se sia già questo nonno, se sia ancora in vita o se sia già dipartito, cioè se sia già dall'altra parte, se abbia già iniziato questo viaggio. Ad ogni modo le possibilità ci sono, con qualche preoccupazione, probabilmente non sapete come fare, oppure c'è comunque nostalgia rispetto al passato, ma abbiamo da impegnarci, perché ci saranno degli ostacoli. Dovete tenere alta l'attenzione, la pazienza e affidarvi all'aiuto di una persona che saprà indirizzarvi e l'esito direi è favorevole, ma con qualche, cioè non è favorevole al 100%, nel senso probabilmente non prenderete proprio tutto o comunque ci sarà qualche impiccio, però oserei dire di sì, che dovreste prendere qualcosa. Andiamo avanti, ora è rimasta inquadrata la bottiglia, spostiamola, sei antiestetica, buona ma antiestetica. Allora, dunque, passiamo alla prossima domanda. Maria Grazia. Maria Grazia 2 giugno 65, Rodolfo 3 giugno, proprio uno dietro l'altro, 68, farà un movimento verso di me, vediamo se Rodolfo si farà avanti. Intanto saluto a Sara, ciao, ciao Claudia, ciao Patrizia, ciao Vincenza e ciao Giada, buonasera a tutte. Vediamo Rodolfo cosa fa. Ok, vediamo il taglio. Sembrerebbe che ci stia pensando. Allora, sì, secondo me sì. Secondo me lo farà, anche se devo dire che probabilmente tu aspetti questa cosa da un po', anche se nel passato però ho bloccato, una cosa ferma. E anzi, ci sono state delle occasioni sprecate con anche delle frustrazioni in questo senso. Ora devo dirti che lo vedo farsi avanti, ma sembra quasi che a spingerlo sia un'amica, cioè che magari parlando gli dica ma cosa stai aspettando, oppure perché non ti fai avanti, oppure perché non... Cioè, direi che c'è assolutamente un approccio, addirittura l'incontro, tra non molto anche. Solo una cosa, avrete sicuramente un momento in cui, perché vedo qua la figura di due uomini, come se a un certo punto ci sia un'interferenza o comunque il giudizio di qualcuno che allontanerà un po' la situazione, però poi vedo un cambiamento e l'esito è favorevole, dunque diciamo che ci deve lavorare un po' su, però l'intimità e la consolazione ci sono. Allora, andiamo avanti, vediamo la prossima domanda. Patrizia, 19 agosto 63, incontrerò l'amore. Allora, Patrizia, ti preannuncio già che le sibille comunque guardano in un arco di tempo limitato, almeno io le interrogo così, nei prossimi tempi, però se vuoi vedere se incontrerai in n tempo non definito, possiamo provare, vediamo se comunque lo incontrerai. Incontrerai l'amore, vediamo. Insomma, qualcosa sta cambiando.
Allora, beh, c'è stata una fine molto burrascosa, qualcosa di veramente forte, che probabilmente ha portato degli sconvolgimenti anche di natura economica. E, però devo dirti che, non so se, non avendo guardato in base al tempo, ma per dare una risposta a te, un corteggiatore io lo vedo arrivare, lo vedo anche, abbastanza determinato. Certo, magari all'inizio sarà un corteggiamento, di tipo, ehm, non proprio slanciato al 100%, sarà un corteggiamento un po' più, ehm, misurato, diciamo così. Però poi vedo la possibilità che la faccenda sviluppi, ehm, ma non prenderà subito il via, ci saranno degli obiettivi da raggiungere prima e comunque qualche piccola, preoccupazione o volubilità legata a questioni, di carattere, economico e realizzativo. Probabilmente questa persona ha comunque degli obiettivi e si è posto degli obiettivi. Ad ogni modo, ci sarà comunque l'incontro sì, con qualche problematica perché, mi sembra di vedere che, bisognerà un po' fare attenzione a quello che penserà o dirà la gente, o comunque la gente penserà e dirà delle cose che vi aleggeranno intorno. Nonostante ciò voi sarete molto determinati nell'andare avanti, probabilmente, questa carta non si vede, ma probabilmente andrete avanti, nel segreto, cioè, senza star lì a sbandierarlo. Ehm, Abbiamo poi le carte di esito, beh, l'unione sarà, come dire, fortunata perché c'è la carta della ruota del pavone che quando compare, a meno che non sia proprio accanto a carte terribili, va ad amplificare il senso positivo delle cose o il senso negativo nel caso di carte brutte, ma qui abbiamo l'Imeneo, dunque una concretizzazione. Però probabilmente, ci sarà parecchio da fare, ci saranno, veramente dei rimpianti o comunque delle circostanze un po' pesanti. Comunque la risposta è sì, però non sarà, una discesa, ci saranno delle situazioni da affrontare. Andiamo avanti. Allora Claudia, ecco che è scappato qua, mamma mia, di solito colpo di mouse. Claudia, 11 giugno 72. C'è un amore nel mio prossimo futuro o un ritorno? Vediamo di capire. Intanto vediamo se c'è l'amore, perciò poi in che modalità. Allora, Claudia, 11 giugno 72. Ma dal taglio sembrava un amore passato. Allora, Claudia, ehm, una situazione si è recentemente chiusa in un modo anche un po' particolare, ti ha lasciato della malinconia, eppure, pur essendo chiusa, continuo a vedere delle comunicazioni. Non è proprio chiusa del tutto, o forse è chiuso un certo aspetto di questa relazione passata, ma vediamo, se questo benedetto amore arriva. Beh, devo dirti che secondo me, un'occasione ci sarà, non ci vorrà nemmeno tanto, anche se sarà un'occasione un po' così, un po' legata a qualche frustrazione. Probabilmente sei tu che non sarai proprio in perfetta forma in quel momento, ma comunque, vedo che, ehm, avrà un po' il tono dell'amicizia in qualche modo, o avrai bisogno di una persona con cui parlare, che ti possa ascoltare un po'. E probabilmente è così che
prenderà l'avvio qualcosa che però è un po' turbato, ci saranno dei momenti duri, sebbene ci siano delle ottime premesse, ci saranno comunque dei momenti difficili dove alcune azioni ti faranno dispiacere, eppure il corteggiamento continuerà e dunque io la vedo questa persona, non vedo un ritorno, perché manca la carta del cavallo e della coppia, no? Quei due che fanno proprio l'incontro. Però vedo un corteggiatore che si dà parecchio da fare, anche se sarà una persona molto operosa, una persona che comunque saprà accontentarti in molti modi, perché la donna di servizio è la figura che sa veramente arrivare a tutto, cioè si occupa di più cose, deve gestire più questioni e le gestisce con grande solerzia e con impegno. E ci sarà un grosso cambiamento. Ora guarda l'esito e dunque per me è sicuramente favorevole, cerca solo di non sprecare delle occasioni, ok? Perché sarebbe un peccato, ma la possibilità di ottenere degli ottimi risultati lo vedo. Caspita, guarda che risultato qua, che esito. Allora, andiamo avanti. Vediamo la prossima domanda, Vincenza. 4 aprile 72, se mi daranno il reddito di cittadinanza. Vediamo Vincenza. Sono cadute 4 carte, neanche una 4, sono tutte abbastanza, no abbastanza, sono tutte favorevoli. Te lo mostro perché Vincenza, pensando a te, sono cadute queste. Sembrerebbe che tu possa, così, da queste 4 carte, direi che qualche bella possibilità c'è. Vediamo un po', intanto per oggi le giro per te. Eh sì, qualche notizia positiva. Sì, secondo me sì. Eh, ti vedo preoccupata, ma più in ansia di quello che sarebbe giusto comunque in questo momento, anche se hai sicuramente tutte le ragioni, ma non vedo grossissime difficoltà. Vedo la possibilità di incontrare una persona che ti darà, come dire, le giuste dritte, no, per fare un cambiamento, ma una persona molto combattiva, dunque cercherà di trasferirti questa caratteristica in modo che tu possa muoverti nel modo giusto. Comunque devi essere abbastanza determinata perché tu possa ottenerlo, cioè arriva fino in fondo alle richieste. Vedo comunque appunto che c'è l'esito. Devo dirti che le tre carte qua di chiusura formano un triangolo un po' così così, vale a dire che abbiamo malinconia, gelosia e leggerezza. Dunque attenta a non perdere denaro con qualche imprudenza, stai attenta. L'esito sicuramente notizie contrastanti, ma alla fine sarà, direi, favorevole, un giusto giudizio, un qualcosa di giusto. Dunque, secondo me, sì, andrai ad ottenere quello che chiedi. Mi raccomando, attenta a non sperperare, non spendere in modo strano, perché ho visto quelle 3 carte che non mi fanno impazzire. Dunque, gestisci bene le tue entrate. Allora, Rita. Giuseppe 29 settembre 86, Ida 16 agosto 83. Come va il matrimonio? Mm.
Sono in attesa di qualcosa? C'è una gravidanza in arrivo? Intanto saluto Italia, saluto Greta, Maurizio Antonio. E... sono andata Mon Meg, Patrizia, che ho già salutato prima, Maurizio Antonio l'ho detto, Elena Dang, Domenico, Claudia. Eh, Claudia, ti avrò già salutato 15 volte stasera, oltretutto. Perfetto, allora andiamo avanti con la domanda che stavo guardando. Rita Bianchi, vediamo un po'. Già. Vediamo il matrimonio fra Giuseppe e Ida. Hanno qualche preoccupazione di natura economica? Li vedo in attesa di un qualcosa legato al lavoro. Il matrimonio, devo dirti che almeno sulla linea del passato mi sembra proprio positivo. Non vedo cose brutte, anzi, bella armonia, la solidità data dalla figura della donna maritata, dunque mi sembra abbastanza in ordine nella linea del passato. Al presente vedo un'attesa, come di un qualcosa di nuovo o di una risposta da parte comunque o qualcuno collegato al lavoro o dell'ambito lavorativo. Però attenzione, qualche difficoltà la vedo, ma mi sembrano più difficoltà di carattere economico. Probabilmente ci sarà bisogno o comunque di qualche consiglio, di qualche sostegno da parte di qualcuno per loro più grande di questi ragazzi, magari una madre, una zia, comunque un genitore, una figura del genere. Hanno dei progetti, stanno pensando a qualcosa che però è bloccato per ora, però stanno riguardo il loro matrimonio. Sembra che il progetto lo abbiano insieme e che però dovranno fermarsi un pochino. L'esito comunque per quanto riguarda il loro rapporto è un po' frustrante, cioè sicuramente vanno a raccogliere qualcosa, ma nello stesso tempo ci saranno delle discussioni e qualche dispiacere, ma discussioni dovute forse anche all'intromissione, a delle chiacchiere che si faranno o qualcuno che dirà qualcosa loro creando appunto delle contrarietà o una notizia che non risulterà essere vera ma che comunque porterà un dispiacere. Ma per il resto non mi sembrano messi male, mi sembra più che altro che ci sia qualcosa legato alla sfera economica o lavorativa. Andiamo avanti. Greta, volevo chiederti se Andrea, 15 marzo 72, ha dei sentimenti per me e deciderà di tornare. Io sono del 2 marzo 76. Grazie mille. Andiamo, Greta. Andrea, 15 marzo 72, vediamo com'è verso di te e cosa farà nel prossimo periodo. Allora, Andrea, 15 marzo 72. 2 marzo 76. Due carte di comunicazioni, dunque dovresti sentirlo. Allora, ma
Diciamo che nel passato con questo Andrea, eh, probabilmente avevate già una relazione. Se dici che torna, sì, avevate una relazione, perché si vede da qua, però si vede anche che qualcuno, io non so chi dei due ha avuto qualche tentennamento e ha conosciuto un'altra persona, perché vedo qualcuno che si insinua in questo rapporto e qualcuno che ha trovato spazio perché c'era comunque qualche dispiacere, non è che proprio fosse tutto rose e fiori. Dunque, questo è quello che sembrerebbe dalla prima linea. Chiaramente non conosco assolutamente nulla di voi, dunque non ho idea anche di come interpretarle, perché possono voler dire tantissime cose, le sibille. Allora, vedo comunque che secondo me con questa carta qua direi proprio di sì, che vorrà rincontrarti, solo che non sarà un incontro semplice o sereno, ci saranno delle cose da dire e sebbene lui sia una persona che comunque mh, è molto brillante, ha un carattere comunque dove si fa sentire, come dire, importante, fa sentire la sua mancanza, evidentemente ci sa fare a un certo punto, in certe modalità, però appunto ci sono dei disaccordi che vedo continuare comunque. Ehm, Probabilmente ci sono degli aspetti ancora da guarire, perché c'è, compare il dottore, la speranza e l'ammalato, dunque c'è un qualcosa su cui veramente bisognerebbe lavorare prima di riconciliarsi e effettivamente c'è la possibilità comunque che lui faccia un passo verso di te, primo che c'è già la carta dell'incontro qui e poi perché dà il via a un cambiamento. E l'esito mi dice che forse magari valutando la questione da un punto di vista più leggero, meno vincolante, eh, vissuta magari senza l'aspettativa di finalizzare con un rapporto, cioè con quel rapporto fiscale stretto, che ne so, dato da un matrimonio, da una convivenza, comunque la possibilità che ricominci la cosa è possibile, ecco, perché comunque mi pare di vedere una certa intimità, come dire, anche particolare fra voi. Bene, siccome sono le 20:58 e fra brevissimo avremo il muro di fuoco, prima non rispondo a qualcun altro, anche perché avrei pochissimo tempo, a meno di una risposta al volo. Magari Mon, che non ho mai risposto, Mon, veramente forse è la prima volta che mi fa una domanda. Vediamo veloce. Richard, 29 gennaio 73, incontrerà Monica per il chiarimento che li ha allontanati ed eventualmente ripresa della storia. Vediamo allora. 29 gennaio 73, Monica, 12 gennaio 71. Ho messo troppo giù, un altro poi lo chiudevo. Allora, vedo ancora lontananza però. Al momento no, no, proprio no. Comunque io quest'uomo qua ho la sensazione che comunque abbia
qualche difficoltà o comunque nel passato qualcosa che lo abbia abbastanza bloccato nei suoi rapporti e che ha avuto difficoltà, mi sembra, lo vedo bloccato per questioni familiari, come se avesse delle problematiche, magari si è separato, comunque non ha risolto proprio tutto perché ci sono proprio delle difficoltà con questa figura che gli è stata molto vicina, che comunque l'ha bloccato in una certa maniera. Non so in che termini, però lo vedo così. Però è una persona molto valida, ehm, ma al momento no, non credo che si faccia avanti per un chiarimento, però cioè, proprio nell'immediato no, però la possibilità c'è, il potenziale c'è. Non so dirti in che termini, termini di tempo, ecco, però fra non molto penso che sia possibile, solo che chi è dei due molto geloso? C'è troppa gelosia qui, qualcosa non va, bisogna essere meno gelosi probabilmente, anche perché questo rischia di dare ancora o dare dei pensieri e di portare allontanamento, dunque attenzione, la possibilità c'è che lui si riavvicini, sì. Bene, ora che ho sforato per il muro di fuoco, vi invito a fare il muro di fuoco insieme a me, faccio partire il timer, così faremo questi 5 minuti insieme per l'egregore di catena. Via. Yod he Vau he. Adonai. He he ye. Agla.
Benissimo, anche per questa sera abbiamo concluso il muro di fuoco. Ehm, Dunque non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di domani alle 16 con il Marietto Veneziano. Ehm, E, dunque mi raccomando, partecipate numerosi e noi ci ritroviamo dunque alla diretta solo con me martedì sera, sempre, sempre qui. Vi ricordo che tra i tanti strumenti che possiamo mettere in pista per voi c'è questo ciondolo che può essere programmato con qualsiasi intento, un ciondolo tra l'altro molto bello perché già ha la simbologia delle Sefirot, per chi conosce e mastica un po' di Kabbalah saprà benissimo quanto sia importante da un punto di vista del completamento spirituale questo come simbolo, dunque al di là del simbolo in sé viene proprio caricato con programmi di protezione e poi per chi volesse raggiungere degli obiettivi può raggiungerli chiedendo appunto delle programmazioni ad hoc per obiettivi, qualsiasi essi siano. È vero però che per avere questo ciondolo dovete avere pazienza perché abbiamo un artigiano extraeuropeo che li fa di volta in volta, non ce li ha in stoccaggio, li fa proprio artigianalmente su commissione, dunque tra l'eseguirlo e lo spedirlo effettivamente ci vogliono, e la nostra azione di programmazione ci vogliono circa 2 mesi, dunque c'è da pazientare, però sono 150 euro spesi, benissimo. Più ovviamente ogni programma aggiuntivo rispetto ai programmi di protezione che carichiamo di base sul ciondolo sono 10 euro programma, dunque fatevi avanti se vi interessa, perché no, ricordatevi che se amate qualcuno lo proteggete, fategli un regalo di protezione. Bene, grazie a tutti, vi auguro un buonissimo proseguimento di serata e grazie per aver fatto questo muro di fuoco con noi e per esserci fatti compagnia. Spero che vi siate divertiti. Grazie a tutti e a domani pomeriggio alle 4. A presto!